partecipano. Allora, questa è un'ennesima dimostrazione. Il prossimo anno è il decennale del trofeo, della nascita della Lega. L'impegno, la dedizione. Chi vincerà il decennale? Sì, io sto parlando. Ah, scusa. Il prossimo anno si parlerà del decennale quando lo vincerò. Ormai denuncio anche certe vittorie. Comunque il mio impegno di edizione sarà sempre maggiore, soprattutto nel decennale, come ricorda il mio collega. Cioè, ci sarà veramente, secondo me, festeggiamenti all'ottenere per il decennale della Lega, da me fondata peraltro, e da me il più bello. Non si ferma a fare suicidi di gente e poi in strada si perde e ormai non potrà più raggiungere lo scopo che se la prefissa. Comunque queste ennesime coppe. Il prossimo anno la voglio la Coppa d'Italia, perché comunque vinca. Ora non so se potrà essere possibile un'ennesima esplosa da parte mia, anche perché poi divento un po' monotono. Cosa pensi dei tuoi avversari? I miei avversari sono simpatici perché riescono sono delle simpatiche animalini perché riescono, che ne so, 1 o 2 giornate a starmi dietro a seguirmi, poi si perdono nelle meandre del calcio, non riescono a seguire gli spostamenti dei giocatori. Del simbolo quest'anno? Sono stati diversi, ma direi me stesso per Può guardare la telecamera? Sì, scusi, no, perché mi sento emozionato, non sono abituato a parlare sempre davanti a queste telecamere. Mi scusi. Con queste, quindi diciamo che sarebbe simbolo in questo momento sarebbe stato Moggi, perché come riesce a giostrare tutto il campionato, sorrisino per la stampa e saluto finale per il pubblico, sommerso dagli applausi. Spero di vederti qui in questo stesso posto con le stesse persone nelle stesse posizioni anche il prossimo anno. Supine possibilmente. Servito. Un saluto finale di a chi? Non c'è che si può, se vuole pensare a smaltire il fiume ha fatto. No, il saluto finale venne fatto soltanto in privato. Vorrei far presente la bellezza di queste cose. Le luci sono sempre più grosse e più belle ogni anno. Vi ringrazio per la partecipazione e spero siete sempre più numerosi anche negli anni futuri. Oh, ma che è un documentario? Guarda, Leo, scusa, sono quei piccoli momenti di soddisfazione. Non le volete scusate, per rivestire le coppe prima che si graffino? Che cosa fa, Fernando? Oh, madonna puttana. Fate voi, io